Buongiorno a tutti, oggi sono qua per illustrarvi un'altra iniziativa che è da tempo che stiamo portando avanti. Non stiamo portando avanti solo noi, ma stiamo portando avanti l'amministrazione insieme alle realtà produttive dell'area artigianale di Taglio di Po e che riguarda praticamente la realizzazione di una rotatoria che collega Ravenna con Venezia. L'intervento è molto importante anche perché ha una duplice finalità. La prima finalità è quella legata al rilancio dell'attività produttiva, perché la realizzazione di un'importante infrastruttura come una rotatoria che consente un accesso in sicurezza a questa realtà, a questa nostra realtà produttiva, è un volano anche per incentivare ulteriori investimenti. E dopo l'altra funzionalità che noi ricerchiamo da tempo è quella della messa in sicurezza di questo tratto di arteria stradale che, come si sa, è una delle strade più pericolose d'Italia e che noi da tempo stiamo, trattando con ANAS per arrivare a una soluzione condivisa non solo con l'ente gestore e proprietario, ma condivisa anche con le attività produttive. Stessa ANAS ci ha comunicato che in questi giorni si incontrerà con i progettisti per ovviamente affinare il progetto. Un progetto che nella sua interezza è piuttosto complesso perché ricordo che non riguarderà solamente un posizionamento di una rotatoria, ma andrà a realizzare anche una corsia di decelerazione al lato della Romea in modo da eliminare tutti gli eccessi e gli incroci a raso. E dopodiché anche opteranno per realizzare anche una rotatoria all'interno della stessa area artigianale per facilitare il movimento dei mezzi pesanti. Il progetto è interamente finanziato dallo Stato, fa parte della legge obiettivo di messa in sicurezza dell'arteria stradale Romea che va ovviamente da Venezia fino a Mesole nel tratto veneto. E quindi se vi ricordate l'anno scorso hanno realizzato gli interventi di asfaltatura di tutta la Romea. Il progetto rotatorio va a inserirsi in quel finanziamento fatto dallo Stato. Per quanto riguarda i lavori sarà difficile ovviamente adesso fare una previsione di scadenza quando inizieranno. Non appena l'iter burocratico e anche amministrativo che ANAS sta portando avanti sarà concluso, e quindi quello di arrivare alla definitiva approvazione, alla definitiva formazione del progetto, sapremo con più chiarezza anche i tempi con i quali si intende andare avanti quell'appalto e quindi anche con la realizzazione dei lavori. Grazie dell'attenzione e buongiorno a tutti.